Sabato sera si è svolta a Visinale degli Udio la cerimonia di commemorazione del primo colpo di fucile che decretò di fatto l'avvio delle ostilità tra l'Italia e Austria-Ungheria nella Grande Guerra. Un momento per non dimenticare soprattutto un conflitto che mise di fronte friulani regniqui da una parte e imperiai dall'altra, in una lotta fratricida. Franco Jacob, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Nel luogo simbolo dove con lo sparo dei primi colpi di fucile ebbe inizio questa grande tragedia, la Prima Guerra Mondiale, tragedia nella quale l'Italia si trovò coinvolta, ma questa sera soprattutto è il momento nel quale si ricorda e non si dimentica quello che è stato l'insegnamento, credo un insegnamento forte che a fronte di tanti morti, di tante sofferenze, di tanta umanità calpestata si porta invece quello che è il messaggio della speranza, un messaggio contenuto anche nelle lettere che sono state lette dai combattenti al fronte. Presidente Fontanin, mai dismentea gli tragedis. La propaganda italiana ha dis che ha cimentato la fratellanza tra furlans. Tornate a riunire Furlan per modo di dire, perché Furlans e il confine lo viveva in sì, perché era un passaggio di un sistema amministrativo che l'altro, però i Furlan sono sempre stati uniti. Mangiava in quelle zone di Gorizia, però non commentava di fare una guerra, perché l'Austria rispettava l'identità furlane, al Parlamento di Vienna, ad esempio a Faidutti, al deputato Faidutti le era permesso di velare in lingue furlane, quindi l'Austria dimostrava sempre grande rispetto per le minoranze e le prime guerre mondiali, anche l'Italia le avrebbe risolte senza compagni su, perché l'Austria era già un po' scanata dal primo anno di guerra e vorreste accettato un trattato di pace e magari cedente che parte dal territorio italiano che l'Italia domandava, senza fare time war. 650.000 in tutta Italia, però anche il Friuli ha avuto le bande italiane 15.000 morti e è una roba impressionante, perché vuol dire 15 volte il terremoto del 1976. Se dice così, se messazza e lasciate queste carneficine. Purtroppo in che volte il messaggio non è stato tan forte perché era venuto subito dopo il fascismo ha gestito la vittoria della prima guerra mondiale con un revansismo, con gran nazionalismo e quindi si arrivasse a agire dopo di post-Heinz alla seconda guerra mondiale. Quindi l'elezione delle prime guerre, che è stata un'elezione terribile, non ha servito. Con buona per fortuna sono 70 anni dopo la seconda guerra mondiale così in pace, sperando di continuare questa pace in Europa con rispetto di tutti e soprattutto di ricordarsi come che disbene nella nostra Costituzione che quando nasce un problema bisogna risolverlo con il dialogo fevelante e non con gli scloppi o con i cannoni. Generale, celebrazioni per quanto riguarda il centenario della Grande Guerra, Gorizia è pronta, pure la cavalleria Pozzolo del Friuli, sta di fatto insomma la gente sta rispondendo, sempre vicini al grigio-verde, così qualcuno dice. Sì, l'esercito marciava a questa bella manifestazione che si concluderà domani a Trieste, di fatto il nostro modo di dire grazie al Friuli Venezia Giulia per l'affetto e la vicinanza a tutte le forze armate, alla brigata di cavalleria in particolare. Noi abbiamo l'onore e il piacere di essere sulla piazza di Gorizia, un bel modo di ricordare i nostri valori di italianità e il valore di un messaggio di pace e di riconciliazione, ricordare la storia in un'ottica di pace e di riconciliazione. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante, ricordare la storia, dunque le proprie radici. Assolutamente, le radici di un popolo sono una cosa che non bisogna mai rinnegare, è il faro, è la luce da guardare e ci deve servire come faro per il futuro, quindi è un momento importante della nostra crescita come nazione
e come cittadini. Signor Sindaco, allora va a concludersi questa giornata del 24 maggio a Rivignano, la mattina è il primo pomeriggio dedicato allo sport e poi alla sera la commemorazione della Grande Guerra. Sì, una giornata intensa, ricca di attività anche di genere variegato, ma tutto proiettato al passato per ricordare quello che è stato 100 anni fa, questo grande conflitto mondiale che ha portato sicuramente a tante tragedie e quindi bisogna prendere spunto dalla storia per evitare di ripeterle, ma ha anche testimoniato tantissimi sacrifici e da questi sacrifici che tanti anche nostri compaesani hanno compiuto allora noi possiamo trovare invece gli stimoli per insomma, guardare avanti con rinnovato entusiasmo e fiducia necessarie per poter sperare in una rinascita, perché ormai stiamo quasi toccando il fondo e quindi sono questi i momenti in cui si può risalire. Poi tra l'altro va sottolineato che queste zone, anche le vostre, una volta che crollò il patriarcato di Aquileia, qui ci fu una divisione di pani e di pesci tra Venezia da una parte e la stessa impero austriaco dall'altra, perché ci sono delle zone del comune di Rivignano e Teor che erano sotto Venezia e sotto l'Austria. Sì, il confine non era molto netto, se vogliamo fare uno excursus storico di qualche secolo. Fine di Madrac, direbbe qualcuno. Sì, esatto. Se vogliamo tornare indietro di qualche secolo in più rispetto alla Prima Guerra Mondiale, in effetti questa era una zona nella quale il confine tra Venezia e l'impero non era così definito, c'erano diverse enclave e quindi insomma anche questo ha fatto sì che si combattesse qui per secoli, quindi siamo abituati a combattere alle guerre, ecco, però speriamo che in futuro le guerre si combattano in maniera diversa, siano più che altro guerre, come dire, in tipo simbolico e quindi non più combattute con le armi e con la morte e con la distruzione e insomma e viceversa, siano più che altro battaglie di ideali, ecco, per costruire delle comunità migliori. Adesso le faccio un assist. In tempi in cui si parla tanto di riscoperta della patria, delle tradizioni, soprattutto di perdita dell'autonomia, il ricordo della Grande Guerra cosa vuol dire? Ma sì, approfitto allora dell'assist per ricollegare i sacrifici fatti da quegli italiani 100 anni fa con quelli che dovremo fare noi per non perdere la nostra autonomia, intesa però come capacità di dare buon governo e buone risposte come amministratori, e quindi anche il progetto che noi adesso stiamo elaborando per trasformare la regione Friuli Venezia Giulia nelle due province autonome del Friuli e di Trieste, perché questo era l'assist, se non ho capito male. No, ho capito bene. Esattamente come in Trentino Alto Adige, dove il modello è già collaudato, dove funziona, dove tra l'altro è frutto proprio con presenza di minoranze linguistiche riconosciute, come anche qua ci sono, quindi tutte le condizioni che l'hanno consentito quel tipo di autonomia ci sono anche qua, il modello là ha funzionato e quindi non c'è nessuna ragione per non applicarlo anche qua, e proprio perché è semplicissimo, chiaro, funziona, costa di meno, non lo faranno mai e quindi dobbiamo farlo noi.